Diego Fusaro. Un applauso, grazie. Grazie a tutti i convenuti e grazie agli organizzatori. Scopo del mio intervento sarà arrivare anche a prospettare una possibile risposta all'interrogativo che tu hai giustamente sollevato, ma per giungere a questo proverò a percorrere una via alternativa, partendo da una possibile definizione del giornalismo oggi, della sua essenza specifica nell'odierna congiuntura storica, e mostrando qual è il posto occupato dal giornalismo rispetto ai rapporti di forza realmente dati. Proveremo quindi anche a tratteggiare l'essenza del mondo in cui viviamo. Parto dalla questione del giornalismo, non fosse altro che per il fatto che è il tema portante del nostro convegno. Chiarisco subito, a mo' di ipotesi di lavoro, che non mi soffermerò su casi specifici e particolari ai quali potete voi stessi facilmente ispirarvi e che peraltro sono già stati in maniera brillante esposti con ampio riferimento ai casi nostrani dai relatori che mi hanno preceduto. Proverò invece a porre la domanda sull'essenza del giornalismo oggi. Che cos'è il giornalismo oggi? Come funziona la stampa? E ho sottolineato subito nella mia locuzione l'espressione oggi per distinguere, possiamo dire in generale, l'essenza del giornalismo, che cos'è il giornalismo, rispetto alla sua declinazione odierna, o perlomeno a quella che mi pare essere la sua declinazione odierna dominante, e per mostrare quindi lo scarto tra cosa il giornalismo è e dovrebbe essere per sua essenza e cosa invece oggi nelle sue figure dominanti è divenuto. Prospetto dunque, a mo' di ipotesi di lavoro, una definizione del giornalismo oggi che traggo da un testo che andava assai di moda, era in auge in anni trascorsi, che ora è uscito dallo scenario e forse è stato per così dire sepolto dagli strati del tempo e della storia, che è il testo di Guy Debord, La società dello spettacolo, dal quale traggo la definizione che egli in realtà non applicava tout court al giornalismo, ma utilizzava per definire la società dello spettacolo in quanto tale, ma che mi pare che al netto delle situazioni odierne si possa riferire in generale alla stampa intesa come narrazione di ciò che accade, alla percezione elaborata da un ceto specifico, quello dei giornalisti, che in qualche modo mediano la nostra relazione con il reale tramite una rappresentazione che ci viene fornita e che trovate quotidianamente, è il caso di dire, sulle pagine dei principali giornali. Naturalmente, cercando l'essenza del giornalismo oggi, trascurerò i benefici e sempre preziosi casi di eccezione rispetto alla tendenza generale. Cercherò invece di individuare l'essenza e quindi trascurerò necessariamente le preziose eccezioni rispetto al meccanismo funzionante e dominante del giornalismo. La definizione è la seguente: la stampa oggi mi pare che possa complessivamente intendersi come il monologo elogiativo che la società totalmente amministrata fa senza posa di se stessa. È un monologo elogiativo dove l'attenzione deve cadere sia sull'espressione monologo sia sulla espressione elogiativo. Monologo essenzialmente in ragione del fatto che ci troviamo oggi più che mai dopo il 1989, ossia in un'epoca che si era schiusa sotto le insegne e le promesse di una liberazione universale dai totalitarismi che avevano colorato di lacrime e sangue il Novecento, dalle ideologie assassine e genocidarie. Il 1989, la Belle Époque, schiusa dal 1989, doveva, si diceva, garantire una proliferazione delle libertà individuali e una liberazione degli individui e dei punti di vista. Ora, al netto del tempo trascorso tra la caduta del muro di Berlino e il nostro presente, gennaio 2019, possiamo, credo, plausibilmente con diritto sostenere che queste promesse sono state ampiamente disattese e che forse in ciò sta il paradosso, uno dei paradossi dell'odierna società dello spettacolo, la fine dei totalitarismi novecenteschi, lungi dallo schiudere uno spazio di libertà individuali e di punti di vista che liberamente si confrontano nell'arena del dibattito pubblico, ha generato una forma di omologazione quale mai si era avuta in ogni precedente totalitarismo,
Ciò che anche da questo punto di vista ci permette di dire, senza tema di smentita e senza ambagi, che l'odierno totalitarismo, per quanto glamour, il totalitarismo dei consumi, del mercato, della civiltà, dello spettacolo, è un totalitarismo assai più perfetto e più compiuto rispetto a quelli che l'avevano preceduto e che pure erano totalitarismi anch'essi, sia chiaro, ma che non erano perfettamente riusciti a totalizzare lo spazio dell'immaginario. Prova ne è il fatto che sussistevano in forme puntualmente represse gli intellettuali dissidenti, coloro i quali procedevano controcorrente e rivelavano il fatto che se prigionieri erano i corpi, non del tutto lo erano ancora le anime. L'odierno scenario del totalitarismo glamour dei mercati post 1989 sta invece realizzando in forma perversa e tanto più subdola quanto più occulta la propria natura un totalitarismo fintamente libertario che lascia liberi i corpi perché si è impadronito delle anime. Non vi è più bisogno di utilizzare le figure che Michel Foucault chiamava dell'estetica dei supplizi, lager, gulag, forme di repressione varia di cui la storia ha dato un'ampia panoplia di esempi, quando le anime stesse sono imprigionate, quando le anime stesse fanno ciò che il sistema dominante le costringerebbe a fare con la violenza se esse non facessero di loro spontanea volontà. Pongo un unico esempio che forse può chiarire quanto ho detto qui in maniera apodittica. Quale totalitarismo rosso, nero o di qualsiasi altro colore sarebbe mai riuscito a piazzare nelle tasche di tutti i suoi sudditi un telefono cellulare? Vi sarebbe sempre stato il dissidente. Oggi la civiltà fintamente democratica, dove la parola democrazia oggi evoca semplicemente l'autogoverno dei mercati, il plebiscito dei mercati apolidi e l'autogoverno delle classi dominanti sans frontiere nell'ordine della globalizzazione, l'odierna civiltà del mercato riesce a far sì che ciascuno di noi voglia inserire nelle proprie tasche per essere controllato ininterrottamente, per fornire un mare magnum di informazioni al sistema egemonico, infilando il proprio cellulare in tasca, ciascuno di noi fa liberamente ciò che è necessitato dall'andamento stesso del sistema, cioè la società di controllo totale, che ha tra le proprie prerogative anche il fatto che essa finge di essere pluralistica, la società plurale, il ragionevole pluralismo, come lo chiama uno dei suoi teorici, John Rawls, quando in realtà al di là di questa cortina ingannevole del pluralismo si dà essenzialmente quello che ho definito il monologo elogiativo, cioè un monologo che fintamente permette il vorticare dei punti di vista e delle pluralità e che in realtà saldamente, graniticamente ripropone sempre solo il messaggio unico, che pare pluralizzato nella misura in cui viene frammentato in una miriade di diffusioni, di canali, di testate, di rotocalchi, appare plurale, ma in realtà questi plurali tutti dicono sempre solo il medesimo, cioè il messaggio unico del pensiero unico, ossia della santificazione dei rapporti di forza quali sono venuti istituendosi e rinsaldandosi dopo il 1989. Rapporti di forza che, nemmeno a dirlo, sono i rapporti di forza del capitale vincente dopo il 1989, che si è riconfigurato dopo quella data nella forma che io chiamo del turbocapitalismo, ossia di un capitalismo che ha raggiunto il proprio grado di perfezione, di accelerazione, di funzionamento performativo massimo, rivoltandosi tra l'altro non soltanto contro le classi lavoratrici palesemente sconfitte e schiacciate, per così dire rimaste sepolte sotto le macerie del muro di Berlino, ma anche contro le classi ceti medi e borghesi che avevano auspicato di trarre vantaggi dal capitalismo e che sono state ben servite con l'89 con una rivolta delle élite che si è diretta non soltanto contro le classi lavoratrici suppliziate dai processi di mondializzazione infelice, ma anche contro gli stessi ceti medi borghesi, in ragione del fatto che il turbocapitalismo non è più borghese, come era quello degli anni 50, supponiamo. Il nuovo turbocapitalismo è post-borghese e post-proletario, o se preferite è schiettamente antiborghese e antiproletario. Nella sua avanzata distrugge tutti i fondamenti della vita proletaria, il lavoro garantito, i diritti sociali,
la solidarietà comunitaria operaia, ma dissolve in pari tempo anche tutti i valori fondativi della civiltà borghese, la famiglia, lo Stato, i valori della comunità borghese etica, per imporre essenzialmente il nichilismo della turbofinanza autoreferenziale essa stessa post-borghese, la quale segna anche il transito, lasciatemi dire, e sarebbe tema di un altro interessante intervento, da una forma di liberalismo classico alla Benedetto Croce, dietro il quale si nascondeva la grande civiltà borghese moderna. Dietro Benedetto Croce c'era Goethe, c'era Hölderlin, c'era la grande civiltà borghese moderna, laddove invece dietro il nuovo liberismo finanziario non vi è nulla, vi è il nichilismo dei moti della finanza autoreferenziale, cioè della crescita illimitata del profitto che sradica ogni cosa, financo gli esseri umani dai loro valori e dalle loro terre. Ecco, è un monologo elogiativo, è un monologo costante che si finge plurale e che in realtà sempre di nuovo ha come obiettivo cantare il peana a vantaggio della società capitalistica così com'è, di modo che noi, come schiavi inconsapevoli, perché schiavizzati nell'anima, quanto più il corpo viene lasciato libero e anzi invitato a godere in forme libertine, trasgressive e libertarie, in realtà siamo tanto più schiavi all'interno di questo sistema perché ci illudiamo che sia un sistema pluralistico e democratico, laddove invece è il monologo costantemente ribadito della società totalmente amministrata. Leggendo i principali rotocalchi nazionali, ma discorso analogo potrebbe farsi se leggeste i rotocalchi transnazionali francesi, tedeschi, spagnoli, greci, il monologo è effettivamente planetario, diventa sempre più planetario in coerenza con l'ordine dell'avanzata della mondializzazione. Con questo non voglio dire che non vi siano aree del mondo non ancora integrate in questo dispositivo, ma tende, diciamo così, a farsi sempre più planetario. Ciò mi permette di dire, in riferimento al giornalismo, che esso sempre più sta assumendo la forma che in epoca non sospetta e con altri intenti in realtà ebbe a tematizzare Hegel, quando disse, nella sua fase ienese, quando cioè era approdato a Iena dove insegnava, disse in riferimento al giornalismo che si trattava con la lettura dei giornali di quella che lui definiva la realistica preghiera del mattino, dell'uomo moderno. La realistica preghiera del mattino. Ora, al di là di quello che diceva Hegel in riferimento all'evo suo, mi pare di poter dire che oggi siamo al cospetto, ogni qualvolta apriamo uno dei principali rotocalchi nazionali o transnazionali, siamo bensì al cospetto di una preghiera mattutina, come diceva Hegel, ma che a differenza di quella messa a tema da Hegel non è affatto realistica, è una preghiera irrealistica in realtà, perché quotidianamente ci pone dinanzi a una realtà che non è la realtà reale, ma è una realtà passata al setaccio dai mediatori del consenso, dai padroni del discorso e da coloro i quali, come cercherò di chiarire, hanno tutto l'interesse a far sì che coloro i quali subiscono il rapporto sempre più iniquo e asimmetrico della globalizzazione classista e capitalistica, anziché rivoltarsi per rovesciarlo, lo subiscano con ebete euforia o con disincantata rassegnazione come se fosse il migliore dei mondi possibili o comunque il solo mondo possibile. Ecco perché siamo al cospetto oggi di una preghiera irreale mattutina che quotidianamente celebriamo. Preghiera implica che vi sia un oggetto a cui si rivolge questa preghiera e che quindi il giornalista che compila quotidianamente, svolgendo il proprio compito, il giornale, rivolga a qualcuno questa preghiera. Verso chi è rivolta la preghiera quotidiana mattutina dei giornali? Non certo alla vecchia divinità trascendente che ormai è stata nel tempo del disincantamento post-metafisico definita inesistente, vuoi nella formula nicciana per cui Dio è morto, vuoi nelle forme iperscientiste contemporanee che ci dicono che Dio non è mai esistito e che è stata un'illusione della mente umana. Il Dio a cui tutti celebriamo, rivolgiamo le nostre celebrazioni mattutine con la lettura del giornale è il Dio mercato, l'idolatria dei mercati apolidi e cosmopoliti che quotidianamente, leggendo le pagine dei quotidiani, vengono celebrati e osannati tramite i giornali stessi. Basti aprire
le pagine dei nostri quotidiani per trovare espressioni che sono chiaramente mutuate dall'ordine simbolico della teologia classica. Ce lo chiede il mercato, le borse sono nervose, i paradisi fiscali, i mercati pensano altrimenti, i mercati ci chiedono sacrifici, addirittura la più classica figura dei monoteismi, quella del sacrificio, viene puntualmente integrata nell'ordine del discorso giornalistico e teologico mercatista. Questo avviene puntualmente qualora voi leggiate i principali rotocalchi turbomondialisti disponibili, con le loro quotidiane omelie demofobiche, cioè di odio aperto verso tutto ciò che riguarda le istanze basiche delle masse nazionali popolari represse, che chiedono salari, dignità sociale, stabilità che permetta loro di esistere in forme minimamente decenti, di comune decenza, come la chiamava Orwell, vengono puntualmente aggredite e coperte dei peggiori vituperi che la neolingua ha coniato ad hoc, populismo, xenofobia e tutte le altre categorie così in auge nel lessico della neolingua. E queste omelie demofobiche, il rotocalco turbomondialista, la Repubblica, ne è un esempio acclarato, no? Basta addirittura Scalfari la domenica tiene puntualmente una omelia domenicale di celebrazione per i mercati. Addirittura ieri il rotocalco Repubblica diceva che l'élite non è stata sufficientemente brava a garantire l'interesse suo perché non ha colto i sommovimenti popolari, dove naturalmente lo schierarsi del quotidiano era tutto a favore dell'élite, apertamente evocata peraltro. Ecco, da questo punto di vista mi pare di poter dire che siamo al cospetto di un vero e proprio clero. Uso una seconda determinazione. Il giornalismo oggi, al di là, ripeto sempre ad abbondanza, delle differenze specifiche, delle preziose eccezioni, il giornalismo oggi consta di un suo clero specifico, che chiamo il clero regolare della mondializzazione, il clero taumaturgico regolare della mondializzazione, a cui si affianca anche un clero secolare, composto invece da accademici, opinion makers, da intellettuali di varia estrazione, ma il vero clero è oggi il clero regolare, essenzialmente giornalistico, quello che ha il guinzaglio più corto, se vogliamo usare questa espressione. Al guinzaglio può variare la lunghezza del guinzaglio, ma sempre al guinzaglio si è, quindi si è sotto, in qualche modo, sotto un ordine a cui si deve rispondere. Il clero regolare giornalistico, nella sua complessità, nella sua varietà, ha come obiettivo quello di celebrare quotidianamente il dio mercato e di indurci a venerarlo, a non peccare di ateismo o di blasfemia, di aderire all'ordine realmente dato della mondializzazione capitalistica secondo una triplice strategia narrativa che così vorrei condensare, che trovate variamente declinata poi sulle pagine dei rotocalchi. In primis, variante Pangloss, per dirla alla Voltaire, l'ordine della mondializzazione capitalistica con primato assoluto dei mercati transnazionali e delle classi dominanti di riferimento dei suddetti mercati transnazionali è il migliore dei mondi possibili. Questa è la narrazione che trovate sui rotocalchi più schiettamente di impostazione turboliberista, pensate appunto a quelli nostrani che quotidianamente incensano l'ordine della mondializzazione come un ordine gravido di chance e di aspettative per i nostri giovani, sempre tacendo il fatto che queste chance e queste aspettative si traducono puntualmente per i nostri giovani nella coazione ad andare a Nuova York o a Londra a fare i lavapiatti e quindi a beneficiare di queste fantastiche chance della mondializzazione, ossia la generalizzazione, come altrove l'ho chiamata, del profilo del migrante sradicato, ciò che avvalora per inciso il fatto che la tendenza generale del rapporto di forza capitalistico oggi non è quello di integrare i migranti rendendoli cittadini, ma viceversa quello di sradicare i non ancora migranti, estendendo all'intera popolazione mondiale il profilo del migrante, che è per questa ragione esattamente costantemente oggetto di un elogio lacrimevole da parte del suddetto sistema del clero regolare giornalistico. Seconda variante, accanto a quella Pangloss, è una variante che potremmo definire come apologetica indiretta, è quella in forza della quale
il clero regolare giornalistico dice che l'ordine della mondializzazione, pur denso e gravido di contraddizioni, problemi, ingiustizie, è pur sempre il solo possibile o comunque irreversibile. L'irreversibilità della mondializzazione, l'irreversibilità inappellabile del sistema euro, l'irreversibilità unica del mercato e così via. In questo modo ciò che si perde in estetica della compiutezza si guadagna in ideologia della inemendabile imperfezione, ossia il sistema fa apertamente ammenda della propria imperfezione, accompagnando però suddetta imperfezione alla intrascendibilità dell'imperfezione stessa, che equivale a dire che il mondo in cui viviamo è apertamente riconosciuto come ingiusto quando non osceno ed è al tempo stesso riconosciuto come intrasformabile, non modificabile, con l'ovvia conseguenza che la vis critica è disinnescata dal riconoscimento dell'intrasformabilità a prioricamente sancita dei rapporti di forza così come sono, con l'ovvia conseguenza che il risultato ultimo è il medesimo. Adeguatevi ai rapporti di forza, consumate merci possibilmente e non pretendiate mai di cambiare l'ordine dei rapporti di forza dominanti. E qui vengo alla terza strategia narrativa in auge presso la grande narrazione dei padroni del discorso giornalistici, che è quella che chiamo sinteticamente dell'abbraccio mortifero tra utopia e violenza. Il discorso dominante, vuoi anche ricorrendo a un uso isterico e ossessivo del richiamo alle tragedie del passato, con apposite giornate della memoria quotidianamente ribadite, che non hanno come obiettivo il giusto ricordo delle vittime. Questa sarebbe la funzione giusta, sana della memoria, evitare che le tragedie del passato tornino a riprodursi anche in futuro. In realtà l'uso oggi dilagante delle tragedie del passato, della rievocazione delle tragedie del passato, ha ben altra funzione nell'ordine del discorso. La funzione è questa, la condenso così: non provate a cambiare il mondo, perché ogni qualvolta si è provato a cambiare il mondo ne sono scaturiti i Gulag e Auschwitz, sicché il mondo in cui viviamo, per quanto imperfetto, resta pur sempre preferibile rispetto a tutto ciò che di altro potrebbe esservi, stante il fatto che tutto ciò che di altro potrebbe esservi è immediatamente accostato alle peggiori tragedie del Novecento, Auschwitz, i Gulag e così via. In questo modo, capite bene, si crea una sorta di abbraccio mortifero tra l'utopia, lo spirito di trasformazione di chi non arreso alle logiche dell'esistente vuole trasformarlo, ridisegnarne le geometrie, e insieme, in questo abbraccio mortifero che evocavo, viene abbinato tutto questo alle peggiori ideologie assassine del Novecento e in generale alla violenza, come se chi volesse cambiare il mondo dovesse ipso facto essere un facinoroso, un violento e quindi, in quanto tale, degno di essere condannato senza riserve. Ecco, da questo punto di vista, lasciatemi dire, ho precisato fin dal principio del mio intervento che si dà una distinzione specifica tra ciò che nella sua parte principale è il giornalismo oggi e ciò che invece è il giornalismo per essenza sua. Il giornalismo dovrebbe essere, sintetizzo in formula semplice, dovrebbe essere la descrizione la più aderente possibile di ciò che accade nel mondo e segnatamente compito precipuo del giornalista dovrebbe essere far sì che diventi noto e si conosca ciò che il potere avrebbe l'interesse a che rimanesse ignoto e non conosciuto. Questo dovrebbe fare il giornalismo e in parte ha fatto in passato, svolgendo anche in non rari casi adeguatamente la propria funzione. Il giornalismo oggi dominante invece tende a fare esattamente l'opposto, tende a far sì che resti sconosciuto e ignoto ciò che il potere ha interesse a che resti sconosciuto e ignoto. Cioè si rovescia esattamente la prospettiva. Come mai questo avviene? A questo proposito solitamente si prospettano due possibili piste ermeneutiche, delle quali dico subito una a mio giudizio è fuorviante e l'altra è corretta. La prima pista ermeneutica è quella di chi dice che, anzi tre possibili piste ermeneutiche, di cui due sono sbagliate e una è giusta. La prima è quella di chi dice che i giornalisti, essendo pagati dall'ordine dominante, debbono mentire a tutti e tenere nascosta la verità per dire la falsità conveniente all'ordine dominante.
Seconda possibilità interpretativa è quella di chi dice che i giornalisti in realtà non si accorgono di quello che avviene e in qualche modo dicono ciò che credono essere vero, non capendolo fino in fondo nemmeno essi stessi. Io credo che siano false entrambi, ma al tempo stesso vere, e dialetticamente, alla maniera di Hegel, queste due prospettive si superino e si conservino in una terza possibilità, che è quella vera, che così sintetizzo. I giornalisti debbono dire, nella loro maggior parte, ciò che l'ordine dominante vuole che essi dicano, ma non perché essi, come dire, non ci credano, ma in qualche modo lo dicano ugualmente per questioni di soldi. Chi ti paga? No? La famosa domanda. Ma semplicemente perché in forza dei processi che Marx chiamava di falsa coscienza necessaria, essi stessi si autoconvincono che le falsità che dicono siano vere. Questo è il presupposto. Questo è il paradosso della nostra epoca, in cui clero regolare, clero secolare, o più in generale il ceto degli intellettuali, e questa è veramente una novità storica assoluta, che non troverete in nessun'altra epoca storica. Per la prima volta oggi il ceto intellettuale è più stupido della gente comune. Questo è il paradosso dei paradossi, cioè il fatto che si è prodotta una sorta di oscuramento dei rapporti di forza che non è dovuto in qualche modo all'incapacità di intenderli o alla volontà di mentire, ma al fatto che in forza di certi interessi economici dominanti, i famosi interessi materiali di cui diceva Marx, è evidente che occorra prospettare una strategia narrativa che veicoli le idee dominanti, che sono sempre le idee delle classi dominanti. Questo è il punto fondamentale. Voi sui giornali non trovate menzogne, come talvolta si dice, voi trovate ideologia, che è un'altra cosa. La menzogna è in qualche modo la bugia che può darsi per varie motivazioni diversificate. L'ideologia invece è, se vogliamo dare una definizione coerente con quanto detto, è una menzogna interessata che non viene nemmeno riconosciuta come menzogna da chi la usa, il quale per interesse suo crede veramente a quella visione. L'ideologia ha questo di proprio, che è un inganno a cui si crede anche da parte di coloro i quali lo usano. L'ideologia è sempre, se vogliamo dir così, il discorso con cui l'interesse che è della parte si presenta in maniera falsamente universale come l'interesse dell'intero, laddove invece la verità, per converso, è quel discorso che esso soltanto può valere in universale, cioè non per me, per te, per lui, ma per ogni singolo individuo che sta nella comunità. Questa è la differenza tra l'ideologia e la verità. Ecco perché dire ad esempio che la tortura è qualcosa di indegno e quindi che deve essere eliminato è una verità, perché riguarda non me, te o lui, ma riguarda potenzialmente ogni essere umano. Dire invece che il mercato capitalistico contemporaneo è in quanto tale buono e giusto è una menzogna, Rexius, un'ideologia, nella misura in cui esso è senz'altro buono per una parte, ma questa verità della parte non può essere universalizzata, non può in alcun modo valere in forma universale, nella misura in cui, come ricordavano giustamente anche coloro i quali mi hanno preceduto, nell'interesse del restante 99% della popolazione mondiale è esattamente vero il contrario, cioè che il capitalismo oggi dominante è falsità, è la falsità totale di cui diceva Adorno. Ecco perché oggi sui giornali principalmente leggiamo ideologia, che è la forma di una menzogna interessata nella quale, ripeto, finiscono per credere anche coloro i quali la raccontano. Ciò mi permette di dire, il discorso vale per potremmo dire per il clero in totale, ma quindi anche per quello giornalistico. Il discorso si potrebbe facilmente estendere al clero secolare, anche prima evocato, e non solo a quel ceto che oggi sempre più visibilmente è un ceto nichilista che non crede in nulla e parla di tutto, cioè il giornalismo principale oggi dominante. Si potrebbe dire di questo giornalismo, darne una definizione, perché appunto la domanda che sorge a questo proposito è: ma posto che il biclassismo dominante oggi, servo e signore, o se preferite classe dominante no border turbocapitalistica da una parte e poi classi dominate
lavoratrici e ceti medi pauperizzati dalla globalizzazione dall'altra. Se questo è il conflitto di classe nell'ordine della mondializzazione, in quale classe si colloca il clero intellettuale e quindi anche quello giornalistico? Questa è una domanda non oziosa. Penso che si possa rispondere a questa domanda richiamando la definizione che degli intellettuali diede il sociologo e filosofo Pierre Bourdieu quando disse che gli intellettuali erano la parte dominata della classe dominante. Gli intellettuali fanno bensì parte della classe dominante perché dispongono di un loro preziosissimo capitale, il capitale culturale, di cui evidentemente gli ultimi, le masse nazionali popolari precarizzate e suppliziate, vorrei dire, dalla mondializzazione, non dispongono. E tuttavia gli intellettuali sono dominati all'interno della classe dominante, perché per poter vendere quel capitale culturale, per poter campare, debbono necessariamente fare sì che quel capitale sia acquistabile dalla classe dominante, che altrimenti non lo acquisterebbe. Ecco perché puntualmente si dà il caso di giornalisti, intellettuali, operatori della cultura che portano un capitale culturale che non è acquistabile dalla classe dominante, quindi rifluiscono in nicchie di contestazione strane rispetto al dominio della manipolazione organizzata. Il sito dell'amico Claudio Messora, BioBlue, è un esempio magnifico, a mio giudizio, di una elaborazione, di una fucina intellettuale, culturale, che non è acquistabile dalla classe dominante, che infatti non solo non l'acquista, ma sguinzaglia i suoi segugi per diffamare, ostracizzare, ossia per ricorrere, tornerò a questo tema, ricorrere alle forme della estetica dei supplizi quale oggi sopravvive. Oggi l'estetica dei supplizi non procede più crocifiggendo come era ai tempi di Cristo o comminando la pena di morte del rogo alla Giordano Bruno o somministrando la cicuta di Socrate. Procede tramite diffamazione, silenziamento e marginalizzazione. Tramite i padroni del discorso, chi non aderisca ai loro canoni immediatamente viene diffamato come fascista, comunista, addirittura rosso-bruno, che è una nuova categoria interessante della neolingua, di chi inespiabilmente è insieme comunista e fascista, quindi il peggio, l'ultimo girone dell'inferno dantesco proprio, e quindi la neolingua diffama e ostracizza. Ecco, gli intellettuali, oggi il clero intellettuale è parte dominata della classe dominante, deve sempre da capo vendere il proprio capitale culturale, il quale capitale culturale quindi non può andare contro rispetto ai rapporti di forza quali sono, ma deve sempre da capo assecondarli, legittimarli e, dirò di più, santificarli, glorificandoli. Tutto questo mi permette di svolgere alcune considerazioni ulteriori intorno all'essenza della stampa contemporanea, riprendendo ancora alcune definizioni che aveva prospettato Guy Debord nella Società dello spettacolo, riferendosi essenzialmente alla società dello spettacolo nella sua interezza. Pensava essenzialmente al sistema mediatico, non solo giornalistico in senso specifico, radio, TV e quant'altro, ma credo che ciò si presti molto anche a una possibile lettura specificamente consacrata al tema giornalistico, e che ci riveli che quel testo, lungi dall'essere invecchiato, è oggi più vero forse di quanto non fosse ieri. Anzitutto il primo principio del sistema della stampa, per usare la tesi 105 di Guy Debord, è quello per cui tutto ciò che essa dice è tutto ciò che è. Cioè essenzialmente tramite il sistema mediatico e della stampa la realtà coincide pienamente con la narrazione, con la rappresentazione che viene fatta dalla stampa stessa. Tutto ciò che è ciò che appare tramite il sistema mediatico, con l'ovvia conseguenza che il nostro rapporto, come ricordavo anche poc'anzi, non è mai con la realtà diretta, le cose che sono e che accadono, ma con una realtà mediatizzata, che qualcuno ci pone davanti sotto forma di immagine, di simulacro. Da questo punto di vista, se è vero che la televisione è il potere direttamente ubicato nel vostro salotto di casa,
Il giornale è in qualche modo il potere che vi portate sotto braccio in qualsiasi luogo voi vi rechiate, sempre portandolo appresso. È vero più che mai oggi che assistiamo a quello che Debord chiamava il mondo autonomizzato dell'immagine, cioè un mondo in cui effettivamente sempre più si produce uno iato, una discrasia fra la realtà reale e l'immagine che di essa abbiamo, a tal punto che del mondo vero non ne resta più nulla, diviene favola, per usare una nota espressione di Nietzsche, resta soltanto la narrazione che abbiamo di questo mondo. Una narrazione gestita univocamente dai padroni del discorso. La fase attuale, inizio 2019, nella quale ci troviamo, è curiosa da questo punto di vista perché rivela come si stia producendo in misura sempre più massiccia e forse irrevocabile una frattura fra la realtà mediatizzata quale viene propalata a reti unificate dal sistema della stampa, da una parte, e la visione della realtà che invece le classi nazionali popolari stanno elaborando non tanto per intrinseca capacità intellettuale ed ermeneutica, quanto semmai per il fatto che con la dura realtà si scontrano quotidianamente. Quindi la grande narrazione che predica la bontà illimitata del sistema globale, del mercato senza Stato, della deregolamentazione, la realtà mediatizzata appunto, cozza sempre più marcatamente con l'esperienza che della realtà, nonostante la sua narrazione giornalistica, fanno le classi oppresse dal sistema dominante. Ecco che si sta producendo uno iato che può essere ritardato per molti versi dall'egemonia della stampa, ma che credo non possa essere rinviato sine die nella sua frattura ultima, che verosimilmente sarà quella di uno scontro fra le due parti. Ma appunto, poiché del futuro non si può parlare perché non c'è, mi asterrò dal parlarne, mi limito solo a descrivere il presente e la storia che ci ha portati a questo presente. Ecco, evidentemente da questo punto di vista il giornalismo continua nelle sue figure essenziali a svolgere una funzione di celebrazione monologica dell'ordine dominante e in qualche modo sta tardando in ogni modo possibile in qualche misura il fatto che le masse oppresse prendano coscienza della reale realtà, liberandosi, affrancandosi dalla realtà mediatizzata e a senso unico. Stamattina porto un unico esempio. Prima di scendere al convegno stavo leggendo che il Rotocalco, l'Espresso, organizza degli incontri sull'antifascismo, sull'essenza di riappropriarsi della parola antifascismo. Ora, questo è un caso emblematico di realtà mediatizzata perché è curioso come a 70 anni dalla fine del fascismo si mantenga in vita l'antifascismo con un'ovvia e unica, in realtà segreta, finalità, quella che in assenza di fascismo si sia antifascisti per non diventare anticapitalisti in presenza reale di capitalismo. Questo è l'enigma svelato dell'odierno antifascismo in assenza di fascismo, che non ha nulla a che vedere con l'antifascismo reale novecentesco e che anzi ne è, dal mio punto di vista, una volgare offesa alla memoria. Ho fatto solo quest'unico esempio tra i tanti possibili perché aveva attirato la mia attenzione. Ecco, possiamo dire ancora, chiosando le tesi di Guy Debord, la tesi 12, ciò che è buono appare e ciò che appare è buono. Nella società dello spettacolo tutto ciò che è buono appare e ciò che appare è necessariamente buono. Ciò che invece non appare non è buono, non esiste semplicemente, non esiste, è come se non ci fosse. Ecco, allora in conclusione di questo intervento che non ha alcuna pretesa di esaustività, ma che serviva forse a tracciare possibilmente una rotta alternativa del pensiero, lasciate che ritorni nella scena originaria non del giornalismo ma della filosofia, dalla quale forse possiamo anche trarre ispirazione per capire cosa sia il giornalismo e come funzioni oggi esso nella sua valenza distorta a cui facevo riferimento. Questa scena originaria ampiamente nota è la caverna di Platone, il mito archetipico della filosofia occidentale. Siamo nel 7° libro della Repubblica, proprio nell'incipit di questo libro. A un certo punto Socrate interrompe la sua narrazione e utilizza un'immagine per chiarire che cosa? Lui lo dice testualmente, per chiarire la differenza in relazione alla nostra natura, emetera physis in greco, la nostra natura umana. Per i greci noi avevamo una natura
contrariamente a quello che dice il pensiero postmoderno che nega l'esistenza della natura umana per poterla meglio offendere senza attivare forme di reazione in nome della natura umana offesa. Socrate dice: paragona la nostra natura a una caverna in relazione a cosa? In relazione al rapporto tra paideia e apaideusia, cioè tra formazione culturale e assenza di formazione culturale. Immagina degli uomini che giacciono sul fondo della caverna incatenati fin dalla nascita e che guardano fissi, perché sono incatenati, il fondo della caverna. Dietro di loro altri uomini, con un fuoco acceso, proiettano delle immagini sul fondo della caverna facendo apparire appunto delle immagini. Platone li chiama eidola, che si può tradurre in latino con simulacrum, l'eidolo nel simulacro appunto. Delle immagini che essi però incatenati non sanno essere immagini, pensano che sia la realtà reale. Perché? Perché non hanno mai visto la realtà reale, hanno sempre visto fin dalla nascita quelle ombre, e per questo, dice Platone, non pensi forse che essi scambierebbero per realtà, per l'unica realtà, quelle immagini che vedono? Certo che sì, risponde Glaucone. Ecco, immagina, dice Socrate, che uno di questi cavernicoli imprigionati per accidens si liberi da questa tirannia. Cosa fa, dice Platone? Si volta. Usa un'espressione più bella in realtà Platone. Dice, l'espressione greca è periagoge tes psukes, che vuol dire conversione dell'anima. Il convertirsi, cioè il voltarsi, è un convertirsi da cui il cristianesimo poi attingerà per mettere a tema la conversione dell'anima, cioè il convertirsi è mutare la prospettiva in senso materiale nella caverna, ma in senso più ampio nella propria esistenza, abbandonare la verità inerziale a cui siamo abituati per mutare prospettiva. A questo punto il cavernicolo, libero dai ceppi, compie quella che Platone chiama anabasis, la risalita. Risale verso la cima della caverna e scopre, pur con un dolore iniziale cagionato dalla luce abbagliante del sole a cui non era avvezzo là sotto, scopre in primis che lo spazio che egli riteneva il solo possibile, l'unica realtà per lui esistente, la caverna, è in realtà una caverna. Una caverna che non è l'unica realtà, ma che è una prigione rispetto alla realtà vera. In effetti il paradosso della caverna a livello di ontologia dello spazio è che voi potete sapere di essere in una caverna, ma più in generale cosa una caverna sia solo se siete usciti almeno una volta. Se da sempre siete nella caverna non saprete né di esserci né che cosa una caverna sia. A questo punto, avendo contemplato la piena luminosità della verità, l'idea del bene, il sole che rappresenta l'idea del bene, questo individuo che ha compreso la differenza tra falsità e verità, fra prigionia e libertà, è mosso da compassione, scrive Platone, verso i suoi antichi compagni di prigionia e quindi ridiscende nell'antro per portare la verità a tutti e per liberarli, annunziando il fatto che il mondo che essi scambiano per il solo è in realtà una prigione e che le realtà che essi scambiano per le sole sono in realtà immagini distorte che non corrispondono affatto alla realtà vera. Qualche secolo dopo Socrate scenderà qualcun altro, nato nella caverna, peraltro anch'egli, nella grotta di Betlemme, a dire che la realtà di questo mondo in realtà è una grande caverna e che la verità vera sta altrove. E come Socrate riceverà, come subito dirò, un analogo trattamento. Perché cosa avviene quando ridiscende nella spelonca il prigioniero liberato, che è poi Socrate nella narrazione platonica? Accade che, lungi dall'essere accolto da quelli che sono in verità i beneficiari del suo gesto, la liberazione, viene prima schernito, anche Cristo nei testi sacri è schernito dai romani che gli coprono gli occhi, e poi alla fine viene messo a morte. Non pensi che se potessero acciuffarlo lo metterebbero a morte? Perché essi non capiscono il discorso che Socrate, il prigioniero liberato, sta facendo loro. Parla di cose che essi non hanno mai visto e di più chiede loro di liberarsi dalla visione a cui sono avvezzi. Ecco, questo passaggio della caverna ci permette intanto di capire il compito difficile, il compito catabatico, per dirla con Platone, di ridiscesa nella caverna che deve fare chi in qualche modo ha compreso che c'è una caverna e che è possibile uscirne, ma ci pone dinanzi anche alla difficoltà
del rapporto con i presunti beneficiari di questa liberazione e solleva la grande questione della filosofia politica occidentale. Perché gli uomini amano le loro catene più che la libertà? O come dicono i testi sacri, perché amano le tenebre più che la luce? Ecco, questo è il tema fondamentale, ma vi è dell'altro, vi è anche, con questo concludo, la domanda che resta inevasa nel discorso platonico. Ma chi sono quelli che proiettano le ombre, anch'essi dentro la caverna, illudendo le persone incatenate? Chi svolge questo compito ingannatorio? Verosimilmente Platone si sta riferendo ai sofisti, i mercificatori della parola, che vendono il loro discorso a chi lo acquista, a chi lo paga meglio, tutelandone gli interessi e dicendo ciò che chi comanda vuole sentirsi dire. Oggi i sofisti forse hanno un altro nome, potremmo chiamarli gli intellettuali, il clero giornalistico e intellettuale a cui facevo riferimento, il quale effettivamente fa scorrere sul fondo della nostra caverna, che nel frattempo è diventata globale, verità che in realtà corrispondono a immagini proiettive diffuse sul fondo della spelonca con un unico obiettivo, quello di far sì che noi amiamo la nostra spelonca, che non crediamo all'esistenza di una alterità rispetto alla spelonca stessa e di più che siamo disposti a lottare eventualmente sempre e solo contro chi volesse liberarci. Questo è il grande segreto, e con questo chiudo, dell'ordine giornalistico intellettuale dominante. Far sì che noi costantemente scambiamo per amici i nemici e per nemici gli amici.